scacco. Mamma mia, queste aperture F6. La torre, signori! Siamo già più 5 così. Così. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui in compagnia con Igor. Ciao ragazzi. Che vedrete presto, anzi in realtà mi sa che il lavoro è molto lungo come dicevamo, lo rivedrete Esatto. su questo canale fra un paio di mesetti perché avrà qualcosa di interessante, molto interessante da condividerci. Vi dico che è un mezzo geniaccio questo qui. Questo è l'unica, Esagera sempre, è l'unica cosa che vi posso anticipare, poi lo scoprirete. Intanto oggi cazzeggiamo, stasera siamo qui a rilassarci, perché non ci Dopo facciamo un'intensa giornata di lavoro, diciamo devastante, che dobbiamo staccare un po'. Esatto, scoprirete di cosa si tratta. Oggi ho detto, cazzeggiamo, facciamo qualche blitz giocando cose stra aperture mai giocate. Andiamo a perdere un 100 punti così, dai. Sì, facciamo vedere che si può perdere a scacchi anche col sorriso. Assolutamente. Perché uno si deve sempre, dopo quello che ci siamo raccontati ieri, facciamo le 4 di notte a giocare, incazzati. Esatto. Oggi diciamo che davanti alla telecamera sorrideremo. esatto, nel nostro privato ci arachiri. Esatto. 5 minuti senza incremento, direi. Sì, l'incremento a che serve? Ma- Perché lo hanno inventato. L'incremento è per quelli che non sanno giocare. No, assolutamente. Ok, tanto sarà con bello perdere con per sto il microfono- tempo anche. Sì, ma col microfono davanti c'ho la visuale. Sì, va bene. Ok. Non vediamo qualche alfiere. Allora, io direi F6. Cosa ne dici? Ah, addirittura. Figa, vabbè, ci può 1840. stare. Ok. E noi direttamente così, vabbè. Aia l'affrondo, minchia. Ok, allora io direi fianchettiamo, re F7, il cavallo andrà qui. Mi è aggressivo questo però, dobbiamo fare H5, Igor. Direi sì, evitare la spinta. H5, questo ci gioca così, però poi abbiamo gli attacchi di scoperta. Esatto. Esce la donna. Noi usciamo così già di re. Ma così. scherzi? Ci L'arrocco? La Ma Rocco cos'è? per Chi l'ha principianti. inventata? Ma infatti. Sì, vabbè, ma lui comunque è abbastanza. Questo è si lanciato, butta così. Ottimo. Tac, Vuole aprire un po' la scacco di donna. Abbiamo perso. C'è questa che Vabbè, tiene noi l'abbiamo F4. detto all'inizio, volevamo perdere 100 punti, quindi stiamo cominciando. L'obiettivo è Vabbè. questo. Questo qui ci Esatto. fa il sacrificio, te lo dico, Dici? Già così, vabbè, effettivamente. No. Bam. Perché ho fatto questa? Può mangiare? Ma infatti non Ma l'ho invece capito, c'ho però. questa. Bada bam. Ti è piaciuta? Adesso lui deve fare questa. Noi catturiamo qui con scacco. Mamma mia, queste aperture F6. La torre, signori! Siamo già più 5 così. Così. No, F6, no, ragazzi, è la nuova facile, rivelazione. facile. Adesso facciamo questa. Allora, lui che cosa può fare? Questa per prenderci la torre, ma oppure la donna può essere più incisiva. Ma in realtà noi stiamo difendendo con la regina a quel punto, quindi, è vero, la potremmo ci lasciare anche torre qui. per uscire. Sì, assolutamente. Allora ci catturerà qui. Vabbè, non possiamo difendere tutto, Certo, anche perché siamo a più certo. 5, qualcosa lo possiamo anche Qualcosa ridare. possiamo anche ridarlo. Basta non perdere per il tempo, perché questo sarà il nostro destino. Lo sai, No, no? veramente, ne abbiamo perso un bel po' già per il tempo oggi. Peccato non poter togliere questo cavallo, a meno che in futuro non facciamo robe così, no? Sì. Vabbè, intanto la torre qui, secondo me, cioè è veramente strana questa Ma partita. io infatti non mi sono mai trovato in posizione del genere, quindi. Ci picchiamo il doppio. Andiamo qui, va? Perdiamo il punto, vabbè. Sì, No, perdiamo anche la torre poi, se arriva qui. Non possiamo, non si può. Non si può. Non si può. Allora dovremmo cominciare a sviluppare qualche pezzo. Giusto per provare a mettere un po' di Questo lui arriva comunicazione. col cavallo qui. Noi abbiamo qualche scacchetto. Non ci abbiamo una mazza. Il nostro entusiasmo è già andato. Però sappiamo che abbiamo 2 minuti e 30 Ok, allora oggi, quindi così. torniamo qui con la donna. Ci può stare, dai, che difende quel punto. Chiediamo sì. un cambio, che ne dici? Ma sì, no, più 5 ci sta, dai, qualcosina. Facciamo i difensivi.
Lui viene qui col cavallo, noi chiediamo il cambio di donne, lui è obbligato, no? No, può andare qui, ma che cacchio stiamo vedendo stasera? Però, attenzione, su questa. Lui viene qui. No, ma perché? Perché? Perché queste cose? Giusto? Ho paura. Non lo so, questo visuale... è il mago delle rapid, sei tu, io ho bisogno di più tempo per ragionare, quindi... Allora. Dai, sviluppiamo per forza. Sì. Così anche questa torre, insomma, un po'... Qui, dai. Per forza. Ah, è scacco. Mamma mia, guarda, non si capisce una mazza da qui. No, sono e sai spinge il pedone. Vabbè, tanto non ha neanche più. Vabbè, ma sì. Sì, è proprio questa visuale laterale non si capisce nulla. Questo sta giocando veloce apposta, lo vedi? Sì, perché vincerà per il tempo, nonostante il materiale, insomma. Sì. L'importante è credere nel materiale, ma anche nel tempo. Ogni tanto credere nel tempo aiuta. Ce lo faremo insegnare da Andrea a credere nel tempo. Beh, il buon Andrea Muzzi, che salutiamo. E anche il buon Andrea Stella. Sono tutti Andrea, grandi campioni. Sì, non si capisce che problema hanno. Forse dovevamo cambiare nome all'anagrafe, non lo so. Quindi io sto muovendo a caso, sai che non vedo nulla da qui. No, arriverà questa, ma non vedo nulla, mi piace solo sviluppare. Questo muove troppo veloce comunque. Ma sì, dovremmo mettere in comunicazione le torri, però non vedo al momento molto... Sì, non vedo... Anche perché ormai l'abbiamo sviluppata lì la torre. Sì, pezzi scordinatissimi. Ma che ci interessa? Questo ci attacca la torre e la facciamo andare qua, sostenuta dalla donna. Mamma mia. Mamma, 50 secondi, questa è andata, buon Igor. Sì. Questa è pesantemente andata. C'erano due attaccanti, non lo stiamo ancora G5. Non lo stiamo ancora ammettendo, ma è palesemente andata troppo. Vabbè, dai, senti, questo mi ha un po'. Però dai, c'è stata una bella tifoseria da parte nostra. No, ci siamo gasati, per esserci... No, perché ho tolto il collegamento... Vabbè, dai, va bene. Ah, ma lui non l'ha visto. No, invece è uno scacco intermedio. Dici? Sì. Porca vacca, c'era anche questo sotto. Mamma mia. Vabbè, ormai questa è andata. È andata. No, ma com'è possibile? Come vuol dire che abbiamo perso il tempo? I primi punti, insomma, li abbiamo persi. No, avevamo detto che 100 li perdevamo stasera. Sì, con dignità sarebbe meglio, diciamo. No, è che c'entra. Sarebbe meglio sempre avere un po' di dignità. Va bene. Questo sta cercando di fare il figo, perché tanto sa che il tempo è dalla sua parte. Ma noi lo sorprenderemo, perché quando l'avversario abbassa la guardia è lì che bisogna puntare. Ci sarà anche uno scaccherello qui cattivo, uno scaccherello con anche alfierello qui, cavallello qui. Pensa tu ora che noi in 18 secondi ti diamo mano. Sarebbe veramente tipo... Sì, scacco, li metterà davanti qui, vedrai cosa gli combiniamo questo. Ecco, ce l'ha combinata lui, però... vuoi cambiare le donne tu. Qui ci arriva qualche doppio, qui me lo sento che ci arriva qualche doppio cattivo. Il nostro re andrà qui, sappilo che il nostro re andrà qui. Lui c'ha sotto un po' di roba, scacco ancora, il nostro re si nasconde. Mamma come si nasconde, mamma che va a dare matto il re, mamma mia. No, scacco. Oh, che stronzo. Caspita, no, l'ha tolto, sì. No. E mo 4 secondi. Mo 4 secondi per morire. Le blitz sono di un'ignoranza. Adesso c'è scacco qui e perdiamo la donna. Oh. Madonna. Sono ignoranti le blitz. Ma troppo ignoranti proprio, non hanno senso. Cioè non è giocare a scacchi, ecco. Guardalo. No. No, c'è l'alfiere. Matto. Peccato, 11 errori gravi. Vabbè. Dai, vabbè, mi aspettavo di peggio. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni.
E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!